Loro ci danno la possibilità con degli appuntamenti mensili da oggi fino a luglio con la canzone classica napoletana, non solo per i napoletani, ma bensì soprattutto per i turisti a Napoli, in quanto a tutela e difesa del patrimonio artistico e culturale. Voglio ringraziare il maestro Vittorio Cataldo e il maestro Franco Ponzo. E voglio aprire così, con un'immagine, una figura emblematica di Napoli, Pulcinella, uno degli ultimi Pulcinelli che ha lavorato con il maestro Roberto De Simone, e lui, il bravissimo Ciro Giorgio. The
Federico, colui che ha dato lustro alla poesia, ma soprattutto al linguaggio, alla nostra lingua che è il napoletano. E sto parlando di un grande, Raffaele Viviani, uno dei primi che nel Novecento si espresse secondo i modi del vernacolo napoletano. E fu il primo libro, proprio lui a scriverlo, Aperitivi dei Mondadori negli anni 30. Nelle sue opere c'è un brano molto bello che parla d'amore, ma è un quadro. Se chiudiamo gli occhi e ascoltiamo queste parole scritte da questo grande, anche il vernacolo non è l'attuale napoletano, ma è proprio quel napoletano antico, visto che noi siamo qui a tutela e difesa del patrimonio culturale della canzone napoletana. Io vi faccio ascoltare un brano del Novecento di Raffaele Viviani, Mara e Margellina. Anticamente le donne, voi lo sapete bene, portavano queste imbasciate ai carcerati e cantavano da fuori alle carceri, così loro potessero ascoltare l'imbasciata. Ispirata
Raffaele Viviani adesso passiamo da una cosa allegra, comica, a Raffaele Viviani è un grande drammaturgo, ha scritto tante bellissime cose, tra cui ha scritto delle bellissime poesie. Io questa sera voglio tentare di ricordarmi una delle più belle, forse, poesie di Raffaele Viviani, che parla proprio, dunque, delle disgrazie che succedono purtroppo ancora oggi dei lavoratori, i muratori, i lavoratori in genere. Quindi di Raffaele Viviani vi voglio far ascoltare Fravacatura. All'aquilo sul Fravaca, con la cucchiara a mano parlare, un po' banana da fuori alla quinta piana. Non movimento falsa, lo permise sorta e fa un volo in lancia, lo primo che arriva è morto. Lo strilla e poi la correre di gente e Fravacatura. Ricciata ancora e rompono, saranno noi creature. La Isa che supportano con una carretta a mano, si muove ancora, stanno fuori a seconda piana. Non strazia, chiudono con la piessenata, coppa nannata, te canta e fa di lo stesso. Una palla di cave in terra con mogli in macchie di sangue, gli schizzi si scelena, che scarpe sporche fanno. Quando l'ospitale porta questa folla è trattenuta e chissà per disgrazia la spiega come aiuto. Attorno tutto l'uomo Madonna avete visto? Ecco, Gesù Cristo! Mentre accompagna Paolo da quello che ha accompagnato e prima che arrivano fa segni che è ispirato. Con fritteri da mano la folla si allontana, i lumi ci si appicciano, la via si fa stranare. E i compagni qua a casa mentre mangiano ci occorrono le famiglie. I mamma e i figli abbracciano, una sposa abbraccia una sposa e la mogliera trepida aspetta il riposo. Se appena la coppa all'asta sente un orologio e nuova, si riesce a usare, aspetta e non si muove. E creature chiagnano perché vanno a mangiare, mamma, ma ti mata, e se non viene papà, a morto io non so vero, possissimo. E va chi siete? Il capodopera, Roppolo abita qui. Signor sì, qualche disgrazia! Mi vedo tanta gente, che è successo? Calmatevi, vestitevi e così niente. È sciugliato all'anno dal primo piano. Oddio, sto ospitale! È logico. Pasqualina mia! E chiunare di creature si messe a brindare lampa, e chiunare invece di scala quei cerini. Non è che crescite, ma che sa, marito per queste polline? Sì, è sciugliato all'anno dal secondo piano. E via facendo standard per sagli piano piano. Recitami, spiegatemi! Coraggio, è morto! È sciugliato all'anno dal quinto piano. Poi schiante senza chiagne, s'abbatte e perde i sensi. E Dio che fa una pausa a tutte le sofferenze. E quando a casa porta trovano le creature in terra addormente e ci luce una faccia due lacrimelle.